I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro hanno scoperto quello che definiscono un collaudato sistema di frode ai danni dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Le articolate indagini, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Palmi Salvatore Dolce, hanno permesso di accertare che in 5 primarie strutture sanitarie, l'ospedale di Gioia Tauro, i poliambulatori di Laureana di Borrello, Peroletto della Chiesa e Cittanova, alcuni dipendenti addetti alla riscossione dei ticket con sistematicità si appropriavano indebitamente degli incassi pari a circa 110.000 euro, che ignari pazienti versavano per usufruire delle prestazioni sanitarie. Parte delle somme sottratte alle strutture sanitarie sono state restituite nel corso delle indagini. Un ordigno rudimentale è esploso provocando danni al cancello d'ingresso davanti alla villa ancora in costruzione di un imprenditore di Lamezia Terme che opera nel settore edile. La deflagrazione avvenuta in periferia è stata avvertita anche in città. Dopo la denuncia della vittima l'anno scorso che lamentava richieste estorsive, la polizia arrestò dei soggetti vicini alle cosche locali di 'Ndrangheta. Sul posto hanno avviato le indagini carabinieri e non esclusa conseguenzialmente la pista intimidatoria. Un protocollo d'intesa per la riqualificazione urbanistica intermodale del nodo urbano di Cosenza in località Vagliolise e la valorizzazione delle aree di ferrovia dello Stato italiane non più funzionali all'esercizio ferroviario nella città di Cosenza è stato siglato tra il Comune di Cosenza, le Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA. L'intesa mira all'elaborazione di un programma complessivo di interventi relativo al nodo urbano intermodale di Cosenza Vagliolise e delle altre proprietà della FSI nell'ambito della città di Cosenza. È stata presentata stamane la nuova stagione del Teatro Stabile di Calabria nel foyer del Teatro Apollo di Crotone. Si tratta di un cartellone variegato che mette insieme spettacoli con nomi di rilievo del panorama teatrale italiano e altri eventi un po' più impegnati. La stagione infatti inizierà il 13 e il 14 novembre con la performance di Gianluca Guidi e Gianluca Ramazzotti, per poi proseguire con Daniele Pecci impegnato nella rappresentazione di Kramer contro Kramer. Il tutto si chiuderà l'11 e il 12 aprile con Marisa Laurito.